Chiaroscuri nel Veneto. Cene a base di pesce in 2 ristoranti tra i più esclusivi del veneziano. Lontano da Verona, da occhi indiscreti, il pagamento con assegni e carte di credito, un evento raro. Nelle 58 pagine scritte dal GIP che ha mandato in carcere l'ex vice sindaco di Verona, Vito Giacinto, e ai domiciliari la moglie, avvocato Alessandra Lodi, c'è anche Venezia dunque. Ma c'è soprattutto la descrizione di un intreccio di rapporti tra uno degli amministratori più potenti all'ombra del leghista Bruno Tosi con un imprenditore disinvolto, Alessandro Leardini. Una vita nel lusso con attico e arredamento griffato, mentre gli imprenditori, soprattutto nel Veneto, si toglievano la vita. Anche ieri ci ha provato un altro impresario, a Pettorazza Grimani, un 50enne di Piove di Sacco, oberato dai debiti, ha cercato di uccidersi con il gas di scarico della sua auto, ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo. E la scorsa settimana si era impiccato nella sua azienda a Padova l'editore Giorgio Zanardi. C'è una notizia positiva ed è di oggi però. Nel giorno dell'inaugurazione del suo anno giudiziario, la Corte dei Conti ha definito il 2014 un anno di tregua fiscale. Ma è un susseguirsi di chiaroscuri, non se ne esce. Subito dopo ha lanciato l'allarme per il 2017, quando mancheranno 14 miliardi nel bilancio a causa delle nuove regole dell'Unione Europea.